Is domus de Gianas sunt istrutturas sepulcrales e preistoricas. Sunt tumbas iscavadas in sa rocca chi si agattano in ghiriu de totusa zona de su mare Mediterraneo, massimamente in Sardigna. In cui si poden biere, in tutto su territorio des'isula, a bortas a solas, ma è più facile ad asagattare a grupposo. Questo grupposo de tumbas pigan su numene de necropoli, un vaidu greco chi vuole narrare cittade de smortos, e duncas non su atteru chi scamposantos de Sant'Igorio. Secondo is contos de sa tradizione sarda, is Gianas, o pronunziato a sa Mauriddina Orgianas, fian femineddas piticheddas chi podian fagere brullas o aggiudare is omines. Sende chi is antigos non ischian comente ispiegare gustos istampos, precisos e benevatos in sa rocca, pensaian a chi vessint in domos in cui vivian cussas femineddas. A logos, pro sa forma chi tenen, sun connotas puru con su numene de forrus o furredus. Is tumbas podian tenere una pianta quadrangolare, con innantisi una lolla providida de prus locculos arziados de terra, e mannos cantu serbiada potennere prus interros, secondo i schemas architettonicos de cumbessias, e domos con sa copertura grunda, oppure a puzzu, a aposentu e a istampos, a forma de pinneta tunda, con sa copertura a forma de gonu o de barracca, pro vivere con fentanas e portales. A cominciare da su neolitico finale, fino a s'allompere a sedade de su brunzo antigu, custas strutturas caratterizzaian tutto is culturas prenuraghesas. In su goro de sus ulcis s'agatta su territorio de sa baronia Villa Perucciu, chi misura da 36 km quadrados e tenne tremine con is comunos de Narcau, Nugis, Sant'Adi, Piscinas, Giba, Tratalias e Perdagius. Sa riu Mannu, su flumene pro mannu de sus ulcis de basciu, passat in mezzo de su territorio e con atero rios prus piticheddos e rigangeddos s'incheghetta da sa diga de Montebrano. In unu territorio dotu de scoperrere de nou, mannu comente sus ulcis, in ue is primos insediamentos umanos sunt de su neolitico antigu, con sa gruta de su Garroppu in località de Sirri, in su territorio de Carbonia, podemus notare in Coraoe su forti traballu fatto da su professore Enrico Azzeni, che avendo scavato una dei plus importantes necropoli a Domus de Gianas de Dotus a Sardigna, sa de Montessu in sa baronia, ha donato un contributo de importu mannu pro is studios de Dotus a preistoria sarda. Sa necropoli de Montessu l'hanno scavata su antenatos nostros in un anfiteatro naturale de una bellezza spantosa, chi saperit in sa costera de un cuccuru de trachite. E prosi che per tocca da sa mannaria sua, est una de sas prummannas de totus a Sardegna, un trettu in uve sas tumbas sun in manna già i 2 ettaros in tutto, e bi contan 30 chimbe tumbas scavadas e studiadas dai sus archeologos. Medas atteras invece sono smettendo di essere galli sfossadas. Sfarzinadas in batto gruppo differentes e in intro di questo gruppo si ne può distazzare generi differenti di tumba. Sa tumba numero 7, che pare di una cara con tanto de ogros e buca, connota con su numine de satuta dei sprocos, est una tumba santuario e tiene 2 ventane armannas, scavadas a pustis, forsis in epoca romana. Da UE si può biere sa sepoltura sa intro di un istampo centrale in basso, che servia da ponde battire a intro sos ossos de su morto in sa aposento sepolcrare, e che tornavano a concordare in posizione fetale. De su matessi stile è sa cresietta, sa tumba numero 33, che in s'anfiteatro vi ha essere posta in sa terala, già è di fronte a sa tuta dei Spruccus. Questo numero ne bene dai Giuseppe che tiene sa tumba che in so seculos l'anta imparata sos pastore de su luogo. Questa tumba a templo
l'hanno amanizzata vinzasa pro altro ritos in su complesso de cortese, de perdasa e tumbras plus minores. In particolare, desas columnas de vorasa non fa che comprendere l'importo desa tumba a templo pro su rito religioso. La tumba numero 10 è di importo umano, proite non fa che comprendere che le altre due tumbe a santuario sono state mudate in sostempos appostis. Questa sagata in posizione centrale in anfiteatro e si è salvata da altri impreos in tempos appostisi, proite canderrutas a copertura e dunque si è allogata sena per un isconzo. Accanto a essas tumbas a santuario bindava medas de mannaria differente e con pinturas diversas, come sa tumba numero 2, sa tumba des spirales. È una tumba a forro decorata entro con denter de lupo in santicella, una figura de forma de mazzuru in su muro, a s'entrada de sa cella. Medas spirales, che forse sono stilizzazione de sos ogros o de sas titar de sa dea mamma e forse si inditaian su ciclo de sa continuità de sa vida o mancari ambar due sas cosas, vi sono motivos a cantelabru e a ultimo cussa che dovia essere una zenna farsa in sa bovera che inditaia s'entrada o satiro mondo. Is figuras de spiralis agattaras in sa tumba numero 2, un'altra forma sa commenti gussa de su maloru e figuras circolarisi, funtisinus de una religione sotterranea. Tutto è collegato a s'argomento de sa fertilidari e de su sighi sa razza e de su dorrei a nasci. Difattisi, meras tummas punta coloraras con socra groga, ma procreato a rubia. Socra teniera due funzioni. Una pratica, da operanta commenti sa graccina pia, po vai vragu e po disinfettai. E s'altra simbolica, sa rubiu e su colori de su sanguini e dunque sa de sa pira. Sa tumba numero 34, sa tumba de Scorrusu, esti de su tipo a proiezioni verticali. Esti a narri chi esti scavara con cavascio in su terreno. E presenta rabiccaras in sa bovida e si scalinara si intrara. Me la scorrusu de formas differentisi che ricordano su de un maloru i pura sa divinirari maschili. E capassu che intru de istumbasa se si praticau sul rito de incubazioni, pratica che consistera in su dormire in istumbasa in pari con isantenausu o avettai bisusu, vinciasa nes praticas medicus sacralisi. De su periodo de Santo Michele di Ozieri esti su villaggio de Sarriusu. Si vuole intipiri nascantu menirs aniconicus. E sta narri che non tenenti figura de divinidari. S'unico che stava a raustrantaju è questo che si narra la luce rabiosa. Esti un monolite, esti a narri una verda unica, che esti artu già i 5 metrusu e da mancara sa punta, o a dare strunca un lampo. Sa vari storia locali nararaici. Una di una femmina manamana che si narrara Lucia fu passando in cuni accanto dei suscintusu. Questa in conca portaro una verda manamera, a un braccio de nera subipiusu in dita salita e a s'altra vi affiendi stupa. Su pastoretu che fu facendo i prevesi da riprecontara. Ma quando si santendi con questa rocca manamana in conca? Issa dare rispondi. Se ondendi a Sant'Antioco, che deppa giurai a fai su ponti. Su pastoretu da rinara. Su ponti tanto accapau giai. E Lucia nau. Ah, in ciarasa du stu in noi. E si commenti fu fendi traballo de barrasa, o sarrinegu, ciaccaravau sa perde in terra e ancora doiesti. A parre de los studiosos es belle che veru, i usta acrobada de pedras fitas, inditaiada via sagradas, e su matessi tempus in muntessu, essi da campo si pogeismo, grutighedder fatta dai sacrifici des omine, può interrare e onorare sos mortos di soro. Dunque,
Duncasa, in sedade calcolitica e neolitica, con sa presenza desa cultura de Monteclaro e de su Gongio a Campana, is homines aian pigato su logu pro interrare in ismattessis gruttasa già maneggiadas in su tempus anteriore. E difattisi, in tutto is sgavos archeologicos, sono stadas agattadas a terrallas che sun de periodos differentes. Es proprio questa sovrapposizione di culturas differentes che va che demontessu un luogo di importumannu prodottus a preistoria desa Sardegna.